Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Allora, Fioi, oggi facciamo l'aggiornamento, visto che avevo detto ancora un anno fa che volevo fare l'aggiornamento di tutte le collezioni entro l'anno, ogni anno la stessa cosa. Ho cominciato con i Funko Pop a inizio anno, ma forse è meglio far tutto da novembre-dicembre. E oggi appunto invece facciamo un aggiornamento della collezione Blu-ray barra DVD. Diciamo con quelli sportivi, con tutti quanti, siamo quasi a 1000, ancora non secondo me un po' meno di 1000, però non siamo lontanissimi. Direi di partire andiamo un po' veloci perché comunque insomma è più un video aggiornamento, quindi facciamo un po' vedere i nostri bei Blu-ray. Partiamo dai Blu-ray Romeo e Giulietta, Famiglia all'improvviso, Ugo Cabré, Poseidon, Ferrari, Sin City, The Program, E-Team, A Beautiful Mind, Super Mario, Saving Mr. Ben, no, scusate, Ticket to Paradise, Tourist, ok. Non sposto le robe, raga, perché sennò diventano un deficiente. L'aereo pezzo del mondo, Beverly Hills, sono tutti quanti, mi sembra, quindi la saga completa, Roger Rabbit, Nightmare Before Christmas, Fidanzata in affitto, 40 anni vergine, Come farsi lasciare in 10 giorni, Braveheart, Frankenstein Jr., 1943, Bad Teacher, Super poliziotto del supermercato, Fabbrica di cioccolato. E va bene. Poi abbiamo Edward Mani di Forbici, Leon, Il primo cavaliere, Babe, Jumper, Wonder Woman 84, Whitney, Con Air, Matrix, Austin Powers, Il controspione, Rischio 2, Assassino sull'Oriente Express e Sin City 2. No, Sin City, quindi l'altro forse era il 2, ok. Poi abbiamo Ad Astra, Balla coi lupi, Tutti pazzi per Mary. Poi abbiamo Dracula di Bram Stoker, Revenant, The Prestige, Il pianista, Lincoln, Minority Report, Intervista col vampiro, The Whale o Whale, perché sapete che questo è così, Big Fish e la saga di Robocop. Se sparo cagate con le pronunce e cose chiedo scusa ovviamente, ma sono un ragazzo di padrelingua, lo sapete. Qua abbiamo un po' di cofanetti, Pirati dei Caraibi, Star Trek, i due film e l'altro ce l'ho staccato, Wall Street i due film, Amici miei la trilogia, Matrix completa. Poi abbiamo Fuga da New York, L'uomo senza volto, Jumanji, Steve Jobs, Kramer contro Kramer, Mission Impossible, tutti i film, altri sono staccati, gli ultimi due forse mi ricordo. La saga trilogia di Signore degli Anelli e dello Hobbit, quella normale non estesa, la trilogia di Oceans, qua io vi troverò la vendetta e l'altro, non mi ricordo se l'ho preso, mi pare di sì, però. Una nota al museo, 1 e 2. Dorian Gray, Titanic, il lato positivo. Pirati dei Caraibi, questo è la maledizione di Salazar, non mi ricordo. Perché cioè, non vedo in realtà benissimo perché sono un po' contorto, faccio fatiche. Labyrinth, Interstellar, Cliffhanger, Uncharted, Il principe cerca il figlio, Adeline, Birds of Prey, Suicide Squad. E si gode. Pronti a morire, i tiri extraterrestri, Social Network, The Host, Se la minaccia ti cancello, Il ciglio nero, Il fascino del male, Escobar, Rambo, Justice League, Ennio Morricone, American Gigolo. Quindi questa è la prima parte, eccola qua, bella come il sole di notte. Andiamo avanti ragazzi, qua abbiamo, se non erro, American Beauty, Intelligenza Artificiale, Air Force One, Apollo 13, Armageddon, Attrazione Fatale, Australia, Aquaman, Bambino col pigiama a righe, Basic Instinct, Birdman, Borg McEnroe, Baby Driver, Il curioso caso di Benjamin Button, Star Trek, l'altro, Blade Runner, The Final Cut, Bohemian Rhapsody, dietro la Silvania abbiamo Bugiardo Bugiardo, Cambia la tua vita con un click, Casper, Castaway. Ho tolto le scatole perché ho trovato un modo per toglierle senza rompere niente, così ho guadagnato un po' di spazio. Precisazione. Casper, Cambia la tua vita con un click, Castaway, C'è posta per te, C'era una volta a Hollywood, Colazione da Tiffany, Collateral, Colpa delle stelle, Danish Girl, Dante Spicche, The Day After Tomorrow, Delitto perfetto, Dirty Dancing, Dragon, la storia di Bruce Lee, Eddie the Eagle, Entrapment, Is Why Shut. Che pronuncia, ragazzi, che pronuncia di padrelingua. Erin Brockovich, La febbre sabato sera, Fight Club, First Man, Flight, Forrest Gump, no, aspetta, cos'è? Frantic. Poi abbiamo Fuggitivo, Fury, Ghost. Poi questo proprio non lo vedo, scusami, Indiana. Bodyguard, la guardia del corpo, La guerra dei mondi, Hook. Adesso non mi morire, vedi perché non odio queste cose.
Un conto è se faccio da solo, un conto è se devo fare il video. Io purtroppo sto problema qua. Che voglio mettere in vista tutto, qualcosa devo sacrificare, sacrifico la mia sanità mentale ovviamente. Vabbè. Poi abbiamo il Diavolo Veste Prada, il Tempo dell'ML2, il Giocatore, il Gladiatore, poi qua dietro a Drago abbiamo Howard il Papero, poi abbiamo Independence Day, 1 e 2, The Illusionist The Island, Io prima di te, scusami, The Iron Lady, I segreti di Walter Mitty e Kate e Leopold, Jerry Maguire e Jackie. Eccole qua. Scusami, Rock. Boh, e ci siamo. Io li so a memoria, però non posso ricordarmeli tutti. Poi sopra abbiamo Christmas Carol, Moneyball, questo è per il Milan, Assassino sul Nilo 2012, Notting Hill, Jobs, L'amore di testimone, Una famiglia vincente, Storia infinita, L'uomo senza sonno, L'ultimatum della terra, Scappi ti sposo, Ted Bundy, Tempesta perfetta, Incontri ravvicinati trattativo, Bastardi senza gloria, Schindler List, American Sniper, 2001 Odissea nello spazio, Top Gun, perché Top Gun, lo sapete, vabbè, Top Gun, Il laureato, Lady Hawk, House of Gucci, Notte al Museo 3, The Founder, 30 anni in un secondo, Don John, Deep Impact, L'esercito delle 12 scimmie, qua tutti gli Hunger Games, I mercenari, tutti quanti, The Terminal, Proposta indecente, Sesto senso, Pretty Woman, Philadelphia, Pelé, Hold, nato il 4 luglio, Mission Impossible l'ultimo mi pare, comunque è uno staccato dal cofanetto, La leggenda degli uomini straordinari, Funny Game, Fuga per la vittoria e The Impossible. Molto bello. Qua abbiamo tutti i Terminator, a parte qualcuno che in DVD forse non mi ricordo. Fuga da Alcatraz, Zlatan, Zoolander, Risky Business, Salvato il soldato Ryan, Ho già male al braccio, Il socio, Moonfall, Delitto sotto il sole, Bullet Train, Highlander, Hayfell, Il quinto elemento. Tango e Cash, Codice d'onore, I gemelli, Everest, Fermati mamma spara, Hancock, Moulin Rouge, Demolition Man, Queen, concerto tributo di Freddy, La verità è che non mi piace abbastanza, Zodiac, The Italian Job, The Doors, Angeli e Demoni, Rainbow, Elvis, Amici amanti e Un poliziotto alle elementari. Elementare, Watson, elementare. Socco Puffy. Qua dietro Doc, tanto vediamo bene, grandissimo Nino Buffy. Abbiamo i due Killer Bill, La maschera di ferro, La teoria del tutto, L'attimo fuggente, L'avvocato del diavolo, La vita è bella, La zona morta, Le Mans 66, Limitless, Love Story, L'ultimo samurai, Lo squalo, abbiamo perso l'aereo 1 e 2, La maschera di Zorro, poi abbiamo Miracolo 34esima strada, Il miglio verde, The Millionaire, Mona Lisa Smile, Mrs. Doubtfire, Il nome del padre, One Day, Parnassus, The Passenger, Il paziente inglese, Pixel, Il principe cerca moglie, Prova a prendermi, Pulp Fiction, scusate, Rain Man, Ready Player One, Revolutionary Road, ti prego, non mi morire, Ricomincio da capo, Rocketman, Rush, Senna. Ho visto anche la serie, bellissima, forse il finale è un po' troppo veloce. Poi 7 anni in Tibet, Shakespeare in Love, Sliding Doors, Sorvegliato speciale, Space Jam 1 e 2, Speed, Stargate, Stanley e Olio, scusate, Sully, L'ora della verità, l'ultimo Taken, Tonya, qua abbiamo Troy, The Truman Show, Vanilla Sky, presenta Joe Black, Ufficiale Gentiluomo, Una poltrona per due, Una promessa, una promessa, United 93, L'uomo che visse nel futuro, Waterworld, o Waterward, o come cacchio volete voi, William Hunting, Genio ribelle, The Wolf of Wall Street e Yesterday. Eccoci qua. Buono. Poi abbiamo The Batman, Joker, trilogia, tutti i Batman vecchi, diciamo, uno, Returns, Forever, Batman e Robin, e qua abbiamo invece la trilogia del signor Nolan, ok. Poi qua abbiamo tutti i Jurassic Park, e sì, quelli nuovi dove sono? Quelli nuovi qua sotto a Nedri ci sono anche, diciamo, quelli più recenti, tutti Superman Retro, The Flash, ok, qua abbiamo tutti i Ghostbuster vecchi e nuovi, e Power Ranger e Tartarughe Ninja. Quindi questa insomma è una zona bella, bella arrogante.
Qua abbiamo tutti i film della Marvel Cinematic Universe e non, manca solamente Deadpool e Wolverine che è da un'altra parte, ma qua c'è veramente tutto anche dietro quel fumetto che non vado a spostare perché oggi è solo un aggiornamento, quindi non ho voglia di stare qua 10 ore a spostare tutto. Quando facciamo invece la collezione, quando arriviamo a 1000 di film, quindi senza quelli sportivi e tutto quanto, allora facciamo le cose per bene. Eccoci qua. Ok. Poi, vabbè, qua abbiamo in realtà la saga di Harry Potter e degli animali fantastici, quindi niente di mostruoso, ecco. Eccoli qua. Buono e ciao. Parte superiore con la collezione completa di Star Wars, dei prequel e della classica, tutti i James Bond, i James Bond, per la cronaca, eccoli qua, con quelli nuovi chiaramente non conta No Time to Die, proprio, cioè lasciamolo perdere che per chi ama James Bond è proprio l'antitesi, una roba inguardabile, il peggiore della storia. Qua abbiamo Star Wars, diciamo, in spin-off, Rogue One solo, e la trilogia sequel che è un'altra cosa oscena. Qua abbiamo tutti i Rocky, eccoli qua, con Creed, molto bene, l'altro di là perché è una steelbook, Indiana Jones, Ritorno al futuro e la saga degli X-Men. Ecco, qua abbiamo, diciamo, le mie saghe preferite, ecco, sono qua. Tadan. Ecco qua ci sono gli ultimi film della Marvel, ho preso le due steelbook con Wolverine e Deadpool e si gode. Raga, passiamo a una sezione DVD del salotto. L'amore infedele, Cocoon, l'uomo bicentenario, The Mask, a proposito di Henry, Jack, autunno a New York, rivelazioni, ciao. I pirati di Silicon Valley o Silicon o Silicon o quello che volete voi. Sotto accusa, Mission Tommaso, scusate raga, sono stanco, vengo dalla disfatta del Milan con l'Atlanta, l'uomo senza ombra, uno strano caso, nemiche e amiche, la casa del lago del tempo, quello che le donne vogliono, la morte ti fa bella, The Family Man, Tartarughe Ninja 2, l'uomo ombra, il padre della sposa 2, omicidio in diretta, tesoro missione del gatto ragazzino, Lolita, Le Grand Bleu, il giardino delle vergini suicide, qui dove batte il cuore, World Trade Center, John Rambo, Full Monty, Focus e una settimana da Dio e chiudiamo con, Ace Ventura 1 e 2, Ti presento Sally, Hocus Pocus, Tesoro misterioso ragazzino, Elizabeth Town, Memento, Ragazze interrotte, Power Ranger il film, American Pie, la saga completa. Torniamo ai Blu-ray, reparto Disney, Inside Out 2, La Bella e la Bestia, Red e Toby, Aristogatti, Sparta nella roccia, Carica dei 101, La Bella addormentata nel bosco, Peter Pan, Alice, Le prese delle meraviglie, Cenerentola, Bambi, Dumbo, Pinocchio, Biancaneve e i Sette Nani, qua non ci resta che piangere perché qua, oddio, questo è un errore che dopo devo modificare. Shrek, Inside Out, Up, La ricerca di Dory, La ricerca di Nemo, Toy Story 4, Il Gobbo di Notre Dame, Pocahontas, Re Leone, Aladdin, Bianca e Bernie, Elemental, Cars, tutti gli altri Toy Story, Hercules, Baby Boss 1 e 2, Soul, Le avventure di Bianca e Bernie e basta. Vabbè, devo togliere ovviamente quella cagata, non ci resta che piangere, che non c'entra niente con i Disney. Il tempo delle mele, Soldato James, The Beach, 50 volte il primo bacio, Toy Boy, qua chiaramente siamo su DVD normali, Robin Hood, Stayin' Alive, Super Poliziotto Supermercato 2, Il Professore Matto, Cocoon 2, Beethoven, Baby Birba, Il Principe delle Donne, Amore a prima svista, Ricci Rich, Wimbledon, la saga completa della pallottola spuntata, Junior, Maria Antoinette, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Famiglia Adams 1 e 2, Gol 2, scusate che siamo anche alle prese con il Natale, Jack Frost, Una donna in carriera, Shooter, Attentato a Praga, Giovane Hitler, Apri gli occhi, che è praticamente il Vanilla Sky spagnolo, Storie pazzesche, Breakfast on Pluto, Un piccolo grande mago dei videogame, La piscina, il film della stagione 2009 di Formula 1, Duplex Quiz Show, Yves Saint Laurent, Jeff Kay, Monument Man, Ragazza da porta accanto, Il matrimonio del mio migliore amico, Flubber, Amore a altri rimedi, Boys, aspetta che non vedo dal telefono un cazzo. Dove minchia siamo? Boy Girl, questione di sesso, La donna perfetta,
Porky Hospital, Prime, Striptease, una nostra storia nubile, è tardissimo raga, La figlia del mio capo, innamorarsi a Manhattan, Queen, Dottor Dolittle, Austin Power, Spezia Mortale, Sette scuse per sette fratelli, Patch Adams, Shall We Dance, La caduta, Super Mario, Sex and the City 1 e 2, Over the Top, Evita, Tenet, Il Grinch, 9 settimane e mezzo, Il destino di un cavaliere, Happy Feet, il regno di Gahol, ma questo l'ho preso perché era insieme a un cofanetto, Polar Express, Fantozzi 1 e 2, Trappola sulle montagne rocciose. Questo lo mettiamo qua perché il mio braccio è andato, qua abbiamo distrutto un biscottino. Babylon, Il discorso del re, Qualcosa è cambiato, Arma letale collection, La passione di Cristo, Assassino a Venezia, Wonder Woman, Il caso Pantani, poi abbiamo The Flintstone, Prigione di vetro, Senti chi parla 1, 2 e adesso, The Others, The Legend of Tarzan, Gli intoccabili, Inception. Qua abbiamo due cofanetti con FIFA World Cup dal 30 al 2006 e tutte le Olimpiadi fino a Sydney 2000. Cioè, contiamo anche queste perché sono sempre DVD, signori. Qua andiamo subito in diretta in esclusiva perché abbiamo, scusate, tutto il reparto italiano. Allora, vacanze di Natale, Sognando la California, vacanze in America, Sogni mostruosamente proibiti, Memoria una strega, Sapore di mare e via via tutti quanti. Questi ragazzi non ve li commento tutti perché non voglio fare un video troppo lungo. Vabbè, Gesù di Nazareth, qua abbiamo tutta l'Italia con insomma cinepanettoni, robe così, abbiamo anche Cristina D'Avena che sono CD, però qua abbiamo un po' di Blu-ray e qua altri, Ricky Barabba, insomma è arrivato mio fratello, Ciclone, tutta roba italiana. Qua abbiamo ancora una vagonata di sport, la saga Campionato Io Ti Amo, NBA, poi abbiamo NBA, diciamo la seconda serie, la storia della Champions League, il Milan quando vinceva, ancora il Milan quando vinceva e i palloni d'oro. Qua abbiamo un po' di steelbook, comunque film speciali, abbiamo The Mask in edizione limitata in Blu-ray, abbiamo Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, Creed 3, Indiana Jones l'ultimo, Gran Turismo e American Psycho e Top Gun là dietro. Ragazzi, non sembra, ma di film ne ho 755, più tutti quelli sportivi, arriviamo, non dico a 1000, ma quasi 900, ecco, quindi la collezione è aumentata parecchio. Mi pare di aver mostrato tutto, ho fatto un po' veloce ragazzi perché, come si dice, è solo un video aggiornamento, però insomma possiamo dire che si domina abbastanza la scena. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ci becchiamo con il prossimo aggiornamento collezione che dobbiamo fare CD e una sorpresa perché ci sarà una nuova collezione. Fumetti l'abbiamo già fatta, Funko Pop già fatta, statuine, statue, robe così, e Funko Pop fatti, e videogame e Magic the Gathering. Questo manca all'appello comendiano. Ciao!